Nella presenza del quartiere Piave c'è sempre sulla presenza di ungulati, ad esempio dei cervi anche nel quartiere Piave, nel Pieve di Soligo. Il problema di questi animali, cervi o caprioli, che comportano anche delle grosse problematiche alla viabilità. Il problema anche della presenza dei cinghiali, i danni dei cinghiali in pianura, basta pensare al prosecco ma ad altre attività agricole, e poi sempre il problema della viabilità. Abbiamo visto l'ultimo incidente che è successo proprio nel quartiere del Piave, dove un motociclista ha investito un cervo e per poco ci lasciava la vita. E si andava nelle riunioni per spiegare che cosa stava succedendo in materia di caccia. Spesso chi più si schiera contro la caccia meno la conosce. La caccia è esercitata da cittadini di serie A, dalla fedina penale perfettamente pulita, perché se non fosse così non avrebbero il rilascio del porto d'armi. Sono cittadini che pagano le tasse, che chiedono di poter esercitare la loro passione, essendo rispettati come avviene per tutte le altre categorie. La caccia in tutta Europa viene vista come importante strumento di gestione e non come attività negativa. Vogliamo che anche in Italia sia così e che i praticanti di attività venatoria possano continuare a esercitare la loro attività in stretta collaborazione con il mondo agricolo e con la parte intelligente e non integralista del mondo ambientalista, con la quale possiamo lavorare insieme